3-1 che ci dà i 3 punti, che ci ha fatto soffrire inizialmente, ma poi siamo usciti dal campo con soddisfazione, avendo creato molto nel secondo tempo e fatto il gioco che forse lei voleva anche prima. Ma sicuramente noi abbiamo sofferto questo inizio loro, che ci ha fatto perdere un po' la tranquillità, e poi soprattutto quando prendevamo palla la perdevamo subito e loro erano presenti con molti giocatori nella nostra metà campo. Poi abbiamo sofferto questa palla sopra 2 o 3 volte e siamo andati in difficoltà. Comunque il Montello ha fatto più punti fuori casa che in casa. Nelle ultime trasferte a San Donà ha vinto, con Noale ha sbagliato di arrivare al 90esimo sul 2-2 poi ha perso, perciò è anche una partita che ci deve far prendere consapevolezza che siamo una buona squadra, senza presunzione. In questo momento non devi sottovalutare niente, devi essere sempre, devi stare sul pezzo il più possibile e qualsiasi squadra ti può mettere in difficoltà. Inizialmente abbiamo sofferto più del dovuto. Io penso che a questo punto della stagione sia importante portare a casa i punti, poi se si riesce anche a fare del buon gioco meglio, però sono punti pesanti, stiamo dando continuità, nessuno molla, ce la giocheremo, speriamo, fino alla fine e sicuramente gli altri faranno lo stesso. Ultima domanda, prossime partite quale tenere più? La prossima, nel senso che ho la Calvi che oggi se non sbaglio ha perso contro il San Donà, che a mio avviso è ancora dentro il lotto delle pretendenti, anche se a 8 punti ha una rosa importante. Dopo la più difficile se la San Donà in casa e poi la Liventina, sono tutte partite difficili, 8 finali. Per noi era importante queste 3 partite che abbiamo appena 3 partite abbiamo fatto, che abbiamo fatto 9 punti per prepararci al meglio per questi scontri diretti. Qui da domenica in avanti ci si gioca qualcosina di più importante per 2 motivi: per la caratura degli avversari, senza nulla togliere a nessuno, e soprattutto perché poi mancano sempre meno partite all'obiettivo finale. Un'osservazione proprio sua: il San Donà vengono qua nelle ultime 8 partite che mancano da giocare, a Noale si va a Noale e queste sono le partite più grosse, però se non si sta attenti anche vedi Montello, cioè credo che ogni partita non sia mai. Sì, allora queste sono partite che hai solo da ripeterci, tra virgolette, perché tutti pensano che sia normale vincere in casa, invece a mio avviso bisogna giocare le partite, nessuno vince prima di giocarle. Le prossime partite sono quelle che ti danno più motivazioni, perché vai a giocarti con squadre di alta classifica, però una squadra che vuole arrivare a raggiungere certi obiettivi non deve perdere punti con le squadre magari che stanno lottando per un obiettivo diverso, e questo non significa che siano meno attrezzati o meno forti, magari possono avere dei problemi, però vedi lo Spinelli che è venuto qua, ha fatto una grandissima partita e adesso anche lui fa fatica, nel senso che è dura con tutte, ogni partita ha la storia a sé e devi essere pronto, e chi vuol vincere deve farsi trovare pronto.